Un fiocchetto lilla per testimoniare la vicinanza alle persone affette da un disturbo alimentare e l'impegno per affrontare il problema. La Regione Veneto sente sua la giornata nazionale del fiocchetto lilla che si celebra oggi ed è l'occasione per confermare come il tema sia all'ordine del giorno e oggetto di un impegno corale dei servizi sanitari del territorio. I disturbi alimentari, anoressia, bulimia, binge eating, sono una patologia su cui è necessario intervenire con un modello di cura basato su un percorso clinico a passi successivi e nel Veneto questo è già realtà, dal primo approccio ambulatoriale fino a trattamenti più intensivi e complessi. Le prime visite sono passate dalle 1111 del 2018 alle 1330 effettuate nel 2023 e gli utenti presi in carico dalle strutture sanitarie del Veneto sono passate da 2.225 a 2.928. I ricoveri l'anno scorso per disturbi dell'alimentazione sono stati 901, di cui 836 pazienti di sesso femminile. Anche gli accessi in pronto soccorso causati da disturbi dell'alimentazione sono in aumento. In Veneto erano stati 320 nel 2021, l'anno scorso 349. L'età prevalente è quella fra i 12 e i 17 anni con 326 ricoveri, seguita da quella fra i 18 e i 29 con 303 ricoveri. Il disturbo prevalente più grave è l'anoressia nervosa, che colpisce fino al 2% della popolazione femminile, seguita dalla bulimia. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è venerdì 15 marzo 2024. La prima notizia riguarda la giornata dei disturbi alimentari, la giornata del fiocchetto lilla. Abbiamo letto le prime righe dell'articolo di Elena Livieri per i quotidiani del gruppo NEM. Anoressia, bulimia e binge eating, in Veneto 3.000 pazienti in cura. Ci sono 2 centri di riferimento nella nostra regione, uno a Padova e l'altro a Verona, e poi strutture in tutte le ULS. I casi sono sempre più precoci e in aumento. Leggiamo il commento della assessora regionale alla sanità Manuela Lanzarin, che parla di una vera e propria piaga sociale che coinvolge non solo il singolo ma intere famiglie. I tassi di incidenza, scrive ancora la giornalista Elena Livieri, riscontrati attraverso registri di casi o attraverso la medicina generale, tendono a dare valori sottostimati a causa della presenza di molti casi non trattati e non riconosciuti. Tra i 12 e i 28 anni di età l'incidenza è superiore ai 50 casi anno per 100.000 abitanti di sesso femminile, con una incidenza massima tra i 15 e i 19 anni di età, oltre 100 casi anno. E la tendenza anche in Veneto è verso un aumento dei casi con esordio prima dei 14-15 anni d'età. Gli studi infine confermano che questi disturbi sono sensibilmente influenzati da fattori psicosociali. Un esempio evidente è stato l'aumento dei casi di anoressia nervosa in età adolescenziale osservate in seguito alle restrizioni sociali durante la pandemia da Covid-19. Insomma, un fenomeno in aumento, quello dei disturbi alimentari, secondo quanto registrato dalla rete territoriale e dalla rete ospedaliera della nostra regione. Ma voltiamo pagina e proseguiamo con la rassegna stampa di oggi, sempre sulle pagine dei quotidiani del gruppo NEM, un articolo che riguarda le mamme arcobaleno, la vicenda delle 37 coppie di madri che recentemente hanno visto riconosciuto da parte del Tribunale di Padova il loro diritto in qualche modo ad essere entrambe madri dei loro figli. Sì, perché il Tribunale ha respinto il ricorso della Procura di Padova, lo ricorderete, contro l'iscrizione, o meglio la trascrizione all'anagrafe degli atti di nascita dei figli di 2 madri, in particolare ad essere contestato da parte della Procura dopo una circolare del Ministero dell'Interno era la presenza anche della madre non biologica sull'atto di nascita dei bimbi. Il Tribunale ha rigettato il ricorso della Procura, dando quindi ragione alle mamme, alle famiglie arcobaleno. Ma vediamo la notizia di oggi sui quotidiani gruppo NEM. Piantedosi, ministro dell'Interno, ricorre contro le sentenze del Tribunale di Padova. L'avvocato distrettuale Stefano Maria Cerillo dichiara: andiamo avanti, riconoscimento dei figli, sarà quindi la Corte d'Appello a decidere. Il Ministero punta a incassare una vittoria nel merito.
E allora leggiamo l'inizio dell'articolo di Cristina Genesin sui quotidiani del gruppo NEM. Di mamma ce n'è una sola, quella che partorisce il figlio, o al limite quella che lo adotta. Parola del ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Tramite l'avvocatura distrettuale del Veneto, l'esponente del governo ha già impugnato con reclami gran parte delle sentenze pronunciate dal Tribunale Civile di Padova, che nel febbraio scorso ha bollato come inammissibili 37 ricorsi con i quali la procura della Città del Santo aveva chiesto di cancellare il nominativo della madre non biologica dagli atti di nascita dei figli nati all'estero da coppie di donne omosessuali, atti accolti invece dal Comune di Padova. Anche se il termine ultimo scadrà lunedì, sono già una ventina i reclami depositati negli uffici della Corte d'Appello di Venezia, presieduta dal giudice Carlo Citterio. Insomma, la battaglia continua e non si danno per vinte le mamme arcobaleno, decise a difendere con forza le loro famiglie. Hanno vinto il primo round, ma la corsa è ancora tutta in salita. Il riconoscimento degli atti di nascita con una doppia maternità passa attraverso un'affermazione dei diritti nella loro sostanza. In caso contrario, altre e nuove possibili interpretazioni delle norme potrebbero stravolgere d'improvviso le esistenze delle famiglie arcobaleno, lasciandole in balia delle visioni ideologiche del sindaco o del governo di turno. Sì, perché queste madri hanno trovato a Padova un'amministrazione comunale che ha sempre trascritto gli atti di nascita dei loro figli, garantendo quindi i loro diritti, ma lo stesso non è avvenuto naturalmente in altri contesti con amministrazioni di altro colore, e del resto vediamo in questo momento qual è la linea del governo nei confronti delle famiglie arcobaleno. Continueremo a seguire questa vicenda, vedremo come si svilupperà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Nel frattempo proseguiamo la rassegna stampa con le pagine della politica regionale. Allora partiamo dal Giornale di Vicenza. Minaccia veneta sul terzo mandato, alta tensione tra Lega e Fratelli d'Italia. L'assessore regionale Marcato, leghista, dichiara: con una lista Zaia vinceremmo di sicuro sia contro il PD che contro il resto della destra. Divisioni e malumori quindi dopo il tentato blitz del Carroccio per cancellare il ballottaggio per l'elezione dei sindaci nei grandi comuni. E verso le europee poi è stata archiviata la possibilità di una candidatura del Doge Luca Zaia a giugno. A guidare le liste in Veneto dovrebbe essere il generale Vannacci, altra questione che già sta producendo tensioni all'interno della Lega, però più che tra partiti del centrodestra. In ogni caso la minaccia o la proposta dell'assessore regionale Marcato, quello di una lista Zaia che corra sia contro il centrosinistra che contro il resto della destra, è sul tavolo, è sui quotidiani di oggi, in particolare sul Giornale di Vicenza. Marcato ruota libera anche sui quotidiani del gruppo NEM, dove il titolo è Marcato strappa, noi da soli battiamo tutti. L'assessore regionale rilancia sulla possibilità di correre contro Fratelli d'Italia e Forza Italia. I sondaggi restituiscono una Lega in calo costante, però con i forzisti invece in risalita. Il partito di Silvio Berlusconi cresce infatti nei sondaggi, ma si infiamma lo scontro nel centrodestra dopo il no in Parlamento al terzo mandato, quarto mandato nel caso di Zaia, come ricordiamo sempre. De Carlo, segretario regionale di Fratelli d'Italia, ricorda: mancano 500 giorni alle elezioni, se ogni giorno questo è il tema, i veneti ci mandano a quel paese. Flavio Tosi di Forza Italia dice invece: le candidature si decidono al tavolo nazionale, questo è e questo sarà anche stavolta. Interviene poi sui quotidiani del gruppo NEM il senatore del Partito Democratico Andrea Crisanti, che dichiara: la Lega preferisce perdere che non governare con Fratelli d'Italia. Il senatore PD dice bene la bocciatura del Salva Zaia e sulle prossime regionali annuncia: se il partito vuole io ci sono, dando quindi una sua disponibilità alla candidatura per il dopo Zaia. E ancora però polemiche interne al centrodestra, il centrodestra che governa il paese, governa la regione anche da ormai quasi 30 anni, ma continua a litigare. Allora torniamo sulle pagine del Giornale di Vicenza: la guerra delle autostrade, Tosi contro Zaia, segretario regionale di Forza Italia, parlamentare già sindaco di Verona il primo,
presidente eterno della Regione Veneto e esponente di spicco della Lega, il secondo. Vediamo cosa dice questa volta Flavio Tosi a Luca Zaia. Ebbene, la 4 non va data alla Regione, è appunto la guerra delle autostrade. La giunta Zaia vorrebbe il passaggio delle competenze sulle autostrade, della gestione, o meglio delle autostrade, a delle società regionali, ma Flavio Tosi di Forza Italia è assolutamente contrario. Il segretario di Forza Italia Veneto infatti boccia il piano di usare CAV, società regionale, per la Brescia-Padova, e dà anche una lettura molto interessante. Flavio Tosi: la vogliono, la 4, anche per coprire i buchi della Pedemontana. Insomma, un affondo clamoroso a Luca Zaia, un presidente di regione che dopo aver governato 15 anni passerà alla storia sostanzialmente con un lascito soltanto per il Veneto, ovvero quello di una grande opera, la Pedemontana, chilometri e chilometri di asfalto e di cemento per una delle superstrade più costose d'Italia, per i cittadini che la pagheranno 2 volte: la prima con i debiti contratti dalla regione e quindi con le tasse dei veneti che pagheranno per 40 anni al concessionario privato la superstrada, e poi naturalmente i veneti pagheranno di nuovo al casello che ha le tariffe appunto tra le più alte del paese. Ma chiudiamo la rassegna stampa di oggi con alcune notizie flash. La prima riguarda in qualche modo ancora la politica. Venezia, le vittime illustri dei borseggiatori, ripulito il ministro cileno in visita. Era arrivato con la valigia a Piazzale Roma, in hotel si è accorto di non avere più il portafoglio. Nel maggio scorso era stata alleggerita anche un esponente del governo brasiliano. La preda perfetta anche alla luce della riforma Cartabia. Serve la denuncia della vittima e la presenza in tribunale. Il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti: pessima immagine per la città, dice, le azioni ai danni di queste personalità. Questa è la notizia sul Gazzettino nell'articolo di Davide Tamiello. La notizia anche sul Giornale di Vicenza: borseggiato a Venezia un ministro del Cile, l'ira di Ciambetti, del Consiglio regionale del Veneto. E poi ancora rapidamente altre 2 notizie flash. La prima sempre dalle pagine del Giornale di Vicenza: super bonus al Veneto, Roma riconosce 10 miliardi di euro, sono i dati aggiornati di Enea. E poi l'ultima notizia di oggi, un'altra flash: Treviso rimane all'asciutto, sarà l'Aquila la capitale della cultura. A 15 anni dal terremoto la città abruzzese centra il traguardo per l'anno 2026. La città veneta, Treviso, era tra le 10 finaliste, ma anche questa volta il sindaco leghista Mario Conte non ce l'ha fatta. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata e anche un buon fine settimana. Naturalmente Sveglia Veneto torna lunedì prossimo con la rassegna stampa dei quotidiani locali. Buona giornata.